Bentornati e bentrovati a Storia. Inizia una nuova settimana in questo viaggio affascinante dentro la cultura occidentale che ci sta portando a capire molte cose della nostra società e del nostro tempo. È emblematico che questo avvenga soprattutto nel mondo greco, in un mondo dove il tema dello stare insieme, dell'essere popolo, dell'essere società ha un valore squisitamente non soltanto formale ma proprio sostanziale. Diventa essenziale capire per il mondo greco cosa significhi stare insieme. In un momento di grande cambiamento, perché l'epoca che stiamo affrontando è un'epoca in cui si è usciti fuori dalla monarchia, dalle più grandi monarchie dell'antichità che erano un po' rappresentate anche in certi aspetti dalla guerra di Troia, con la quale Omero cercava di raccontare l'etica arcaica, l'etica antica, l'etica dell'onore. Ecco, si andava affermando un nuovo tipo di società dove l'aristocrazia prendeva piede, dove l'aristocrazia aveva anche un po' paura, per certi aspetti, di essere sobbarcata, di essere soppiantata, ecco, la parola più adatta è soppiantata, dai nuovi ceti mercantili che stavano via via emergendo con i processi di colonizzazione. Infatti dal mondo greco erano partite due grandi ondate di colonizzazione, una a oriente verso quella che noi chiamiamo la Ionia, l'Asia minore, e una a occidente verso quella che chiamiamo la Magna Grecia, l'Italia meridionale. Proprio nelle città della Ionia noi vediamo un proliferare di autori greci che nascono in Ionia ma che si sentono profondamente ormai greci fino in fondo. Uno di questi autori è Mimnermo. Mimnermo è una figura affascinante proprio perché è un autore spudorato, di cui vedremo delle cose molto interessanti nelle prossime puntate, ma che è significativo ricordare fin da subito per due opere. Mimnermo nasce a Smirne, è un autore di Smirne, probabilmente a Smirne c'è una paternità contesa tra Smirne e Colofone, ma immagino che questo non sia proprio il massimo dei vostri interessi. Comunque facciamo finta che sia pienamente di Smirne, e infatti da Smirne scrive un'opera importantissima, la Smirneide che è il canto, l'elegia proprio con la quale si cerca di incitare gli abitanti di Smirne a far fronte agli invasori, ai popoli che vogliono sottrarre la terra agli abitanti di Smirne. Ma lui, che in questo non è per niente originale, perché anche Tirteo aveva cercato di incitare alla guerra, anche Callino aveva cercato di incitare alla guerra, lui è originale in un altro frammento, in un'altra opera molto importante che si chiama Nannò. Nannò è il nome di una donna che aveva fatto perdere la testa a Mimnermo, e qui vediamo l'elegia alle prove con un nuovo tema, non soltanto il tema dell'etica pubblica, dell'etica in qualche modo condivisa, ma anche di un'etica che tenga conto di tutte le dimensioni dell'uomo, che non sia soltanto un'etica razionale, un'etica logica in nome del logos, della ratio, ma un'etica patetica, un'etica quindi che possa seguire anche il pathos, le emozioni, il mondo dell'interiorità. Ecco, Mimnermo rappresenta questo passo in avanti, il tentativo di costruire un'etica condivisa che non sia soltanto condivisa perché ideologicamente a posto, ma che sia condivisa perché anche emotivamente significativa. È una sfida interessante perché un'etica che rappresenti un valore razionale, un valore emotivo, sentimentale per la gente, è qualcosa che oggigiorno è molto, come dire, da esplorare, perché oggi abbiamo o un'etica fondata in qualche modo su una razionalità esasperata o un'etica fondata su un individualismo sfrenato. In mezzo a chi ci sta? Ci sta il mondo greco, che quindi diventa interessante capire come se la gioca in questa nuova partita che Mimnermo guida col suo calcio d'inizio. Lo vediamo qui, lo vediamo a Storia, sempre domani.